lentissima sta strada. Fai fatica anche a pedalare. Tolto i ramponi da ghiaccio. La pietra l'ho presa in pieno. Spero di non aver bucato perché ho la camera d'aria dietro. Guarda qua. Non trovo il pedale.
riesco a riposizionarmi bene sui pedali, quelli nuovi hanno i pin troppo lunghi, mi si blocca sempre la scarpa. Non riesco a rimetterla bene a posto, perdo tempo così e appoggio anche. Finché non mi ci abituo ai pedali e si consumano un po', non riesco a sistemarmi bene col piede. E questo è un vero problema, soprattutto quando fai le curve, che devi dare importanza a essere messo bene coi piedi. Allora, qua siamo alla sbarra, vicino alla pizzeria Lo Chalet, all'inizio della Venezia Nevi, e molti tagliano qua giù a destra per la scorciatoia. Però devo farvi vedere una cosa, perché qua la strada è franata, si è creata una voragine ed è molto pericoloso scendere di qua, perché c'è veramente proprio una voragine enorme sulla strada. Ecco qua, ed è fonda più di 1 metro. È fonda più di 1 metro, Abbiamo finito il giro, abbiamo fatto l'escursione sul ghiaccio fino a Casera Valle Fritz insieme al gruppo di escursionisti di Fiume Veneto. Ci hanno dato da mangiare, ci hanno trattato bene, è stato tutto buonissimo e bellissimo. Non vi ho fatto vedere molto per via della privacy e con le altre belle cosine, e dunque accontentatevi della discesa e tutto il resto. Ok? Ciao, alla prossima. GoPro a resta acquisizione.